Con l'estate che sta per finire, un autunno caldo attende il sindaco Sergio Giordani e la sua giunta. Molte le questioni sul tappeto, ma in quale ordine di priorità? Dall'ospedale, anche se la palla qui è passata in buona parte alla regione, alla sicurezza, passando per l'emergenza West Nile e per le polemiche che stanno investendo in questi giorni il settore verde. Ma i padovani hanno le idee chiare e non mancano le sorprese. Magari strade, visto che c'è stato qualche disastro con gli ultimi temporali. Ci sono tante cose da sistemare ancora. La manutenzione delle strade. Sì, assolutamente sì. Esempio? Già in Corso Australia ci sono degli alberi caduti, non sono stati sistemati, sono state messe delle cose provvisorie. Mettere a posto le strade. Un esempio? Beh, insomma, io non sono neanche di Padova, sono di Abano, per cui facciamo un altro discorso. Però mi pare di vedere che venendo appunto a Padova le strade non sono sistemate bene, ci sono tante buche. Sicuramente l'ospedale è una cosa molto importante, però va affrontata con le dovute competenze e con le dovute tempistiche. La manutenzione delle strade sono sicuramente un aspetto che è più vicino ai cittadini. Creare un habitat migliore per i cittadini sicuramente, cioè aiutare chi ha bisogno, le famiglie che hanno bisogno, cercare di integrare chi ha bisogno di essere integrato senza discriminazioni. Prima le fasce anziane naturalmente, perché sono le fasce più deboli, sono quelli che non riescono a vivere con una misera pensione. Magari verso la stazione un po' più di attenzione a quello che può essere appunto la sicurezza. Un esempio, non so, un consiglio? Magari mettere un po' più sicurezza lungo la strada principale dove c'è il tram, che appunto secondo me è un po' pericoloso, diciamo. Sarei tanto contento se ci fosse una linea per il tram in Via dei Colli, una linea per il tram molto frequente. Gli autobus non bastano, quelli che ci sono adesso. Gli autobus non bastano, soprattutto la domenica per esempio c'è un autobus che è molto affollato, il 12.